L'operazione nasce la notte del 30 giugno scorso, quando una pattuglia dei carabinieri di Legnaro, durante un controllo, sottopone a perquisizione i 3 soggetti pregiudicati, i quali immediatamente prima avevano consumato un furto all'interno della piscina comunale acquaria di Pieve di Sacco. In quel contesto i 3 soggetti sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato e la refurtiva, circa 600 euro in contanti, è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Da lì poi è nata tutta un'attività di analisi successiva che ha però permesso di ricostruire uno stabile disegno criminoso da parte dei soggetti che già dal mese di febbraio, dai primi giorni del mese di febbraio 2015 fino al momento del loro arresto si è reso responsabile di ben 12 furti aggravati. Gli obiettivi venivano scelti in base alla dislocazione, quindi luoghi magari non coperti da luci di illuminazione pubblica o comunque che si prestavano anche allo scardinamento delle porte, all'effrazione, quindi abitazioni, istituti scolastici, attività commerciali ed esercizi pubblici in generale. Tra le notti in particolare dell'8 e del 9 giugno sono stati contestati ben 4 colpi, 2 per ogni singola notte. Questo a testimonianza della caparbietà delinquenziale che contraddistingue questi soggetti. Tutti e 3 residenti in provincia di Venezia, 2 anche originari della provincia di Venezia, soltanto uno di loro, il Causin Jonathan, lavorava in proprio come un pescivendolo e quindi si recava 4 giorni a settimana per lavorare nei vari mercati. Noi abbiamo registrato tra la refurtiva asportata il denaro, materiale per attrezzature meccaniche, attrezzatura elettrica, addirittura all'interno di un bar del caffè, dei liquori, qualsiasi cosa che poteva capitare a tiro era oggetto del loro interesse. Cercheremo anche di capire ulteriormente, allargando lo spettro dell'esame, se ci sono anche altri reati da poter contestare.